siamo pronti al nuovo Carnevale di Venezia, immancabile, la gente inizia ad arrivare, turisti e anche persone del posto per l'apertura che si terrà sull'acqua. Giocare, scoprire, cambiare la realtà usando la fantasia per darle una nuova forma. Nessun mondo incarna in maniera più calzante queste parole come il mondo circense, protagonista del Carnevale di Venezia 2018. Il Rio di Cannareggio per una sera si è trasformato in un vero e proprio set cinematografico, affidato virtualmente all'occhio di Federico Fellini, grande estimatore della magia circense, spesso raccontata nelle sue pellicole, al punto di guadagnarsi il Leone d'Argento alla 15ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 1954 e l'Oscar del 1957 come miglior film straniero. Una dopo l'altra hanno sfilato lungo il canale, nella parte compresa tra il Ponte delle Guglie e il Ponte dei Tre Archi, le tre attrazioni classiche del circo di inizio Novecento: il carosello dei cavalli, il carrozzone della soubrette, l'acrobata, i clown, gli animali esotici, una magia lontana nel tempo ma ancora oggi vitale e virale, che ha riempito lo spazio e gli sguardi del pubblico fino a culminare nella grande attrazione finale, un funambolo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso mentre attraversava da una parte all'altra il canale su un cavo d'acciaio. E poi ancora una giovane donna si è esibita con sinuose evoluzioni, sospesa tra cielo ed acqua. Tanti giochi di luci e coriandoli festosi per dare inizio al grande Carnevale di Venezia 2018.